Buongiorno a tutti, sono Santo Romano, sono direttore dell'area Capitale Romano, Cultura e Programmazione Comunitaria della Regione Veneto. Benvenuti ragazzi, benvenuti anche ai docenti. Oggi abbiamo un'oretta scarsa per fare insieme a voi, raccontarvi un'esperienza che nasce nell'ambito di un progetto che si chiama Veneto in Azione, che è finanziato con fondi comunitari dal Fondo Sociale Europeo e che ha l'obiettivo in generale di migliorare la capacità della pubblica amministrazione, ma in questo caso è un progetto che cerca di dare alcune risposte, insomma, ai ragazzi delle nostre scuole, dandogli uno strumento che è il public speaking, che ha un ruolo sempre più importante, non solo nel mondo della scuola, ma nel mondo del lavoro, nel mondo della vita privata. Il fatto di riuscire a parlare e a parlare in modo appropriato è un vantaggio in qualsiasi situazione, se si fa teatro, se si fa un imprenditore, se si fa comunicazione, sempre. Quindi è per questo insomma, che come Regione Veneto abbiamo promosso questa iniziativa. Penso che possa essere un'ora interessante e lo facciamo tramite, ringrazio Desiree Zucchi che ha aiutato queste due persone, uno è uno studente e Andrea Fontana, so che è un po' emozionato, ma poi si supera, insomma, no? E l'altra è una docente, Valentina Dell'Andrea, che ringrazio, che hanno appunto partecipato a questo progetto e che poi ci racconteranno un po' la loro esperienza, quindi una cosa molto interessante. Quindi brevissima premessa per augurare insomma buona visione, insomma anche in bocca al lupo per i due racconti che verranno fatti. E quindi cedo la parola adesso a Desiree Zucchi che ringrazio anche per la partecipazione con noi a questo evento. Grazie. Buongiorno, dottor Romano, sono io che ringrazio lei in particolare, ringrazio la Regione Veneto e Veneto in Azione che mi hanno dato davvero l'opportunità per frequentare, diciamo, insieme ai ragazzi, agli studenti e agli insegnanti un progetto davvero molto molto bello, molto ambizioso e anche molto significativo, perché come diceva lei giustamente, il public speaking non è soltanto l'applicazione di tecniche, ma è un vero e proprio abilitatore di competenze. Ma lo vedremo un pochino meglio tra poco. Io intanto vorrei così, intanto virtualmente salutare Andrea Fontana, che è lo studente che partecipa a questa sessione, e anche Valentina Dell'Andrea, che è invece l'insegnante, che è arrivata a questa, diciamo, fase finale. E per raccontare un pochino quello che è stato il progetto Skill Up, dobbiamo dire che la Regione Veneto ha fatto una call to action, una vera e propria chiamata alle scuole superiori chiedendo ad insegnanti e a studenti di inviare un piccolo video molto breve con un'idea da sviluppare. L'obiettivo era infatti che poi i finalisti, e sono le 4 persone che vedremo oggi, 2 stamattina e 2 nel pomeriggio, avrebbero frequentato con me questo corso di one to one, quindi uno a uno proprio di formazione sul public speaking, con la scrittura di un testo e molte altre cose che vedremo tra poco. Però per introdurvi, diciamo, nel mondo del public speaking, io ho preparato qualche slide molto veloce e vi condivido. Eccoci qua. Dicevamo che il public speaking è visto essenzialmente come uno strumento e fondamentalmente lo è, perché è vero che ci sono delle abilitazioni tecniche che si sviluppano grazie al public speaking per parlare in pubblico. Però non è soltanto questo, è innanzitutto uno strumento che dà voce a più persone, quindi è, diciamo un abilitatore di una pluralità di voci e che soprattutto richiede un certo coraggio di esporsi. A me piace più di tutto definirlo un percorso di trasformazione che avviene tra l'altro non solo per le persone che vengono formate, ma anche per me che sono in questo caso il formatore. Un po' come succede a scuola, quello che si produce è veramente il prodotto dell'incontro di due persone, l'insegnante da una parte e lo studente dall'altra. Perché? Perché ci si mette in gioco veramente tanto in maniera personale. Quindi possiamo definirlo a tutti gli effetti un vero percorso di crescita che richiede, come dicevo, un certo coraggio nell'esporsi, ma anche un lavoro inverso, cioè quello di analisi di sé e di consapevolezza di sé. Perché sostanzialmente è vero che quello che diciamo e come lo diciamo ci definisce. Si dice spesso che siamo quello che mangiamo, in realtà io dico che siamo quello che diciamo e come lo diciamo. Perché? Perché
capire che c'è un mittente che trasmette un messaggio a un destinatario, lo fa tramite un codice, significa capire che la comunicazione è prima di tutto una questione di relazione, che non è soltanto tra due persone, ma anche tra più. Tante volte si pensa che spaventi maggiormente parlare in pubblico davanti a 100 o 1000 persone, quando in realtà dipende da chi è l'interlocutore. Io posso essere molto emozionato e molto in difficoltà anche a parlare con una, due, tre persone, se per esempio sto facendo un colloquio di lavoro o se sto parlando con un genitore che deve permettermi di fare qualche cosa. Quindi parlare in pubblico, a mio avviso, nasce dalla culla, è un qualche cosa che poi impariamo e che a volte disimpariamo anche a fare. E una cosa fondamentale nel parlare in pubblico in realtà è il non costruirsi un personaggio, ma cercare di essere il più possibile autentici. Mi piace usare questo termine fitting che viene in realtà proprio dal mondo anglosassone, da cui stiamo un pochino riprendendo la cultura della retorica che abbiamo un po' perso, no? nei secoli nel nostro territorio e fitting significa proprio che deve vestirmi, deve stare bene su di me, deve essere un qualche cosa che è profondamente mio e che mi rappresenta. E come dicevo, c'è una grande necessità di riflessione su quello che voglio dire e di preparazione. Fondamentale in realtà è avere sempre presente questo codice. La prima cosa che ho chiesto di fare ai nostri relatori è di pensare a chi stai parlando, a chi ti stai rivolgendo e qual è il linguaggio corretto da utilizzare per parlare con loro. Questo passa anche attraverso l'esperienza concreta di certi esempi di vita che possiamo riportare. Voi vedrete, e adesso lo vedrete un pochino più da vicino con gli speaker, che vengono riportati in questi talk, non solo in quelli di TED che citava giustamente il dottor Romano, ma quasi sempre quando raccontiamo qualcosa, più è vicina all'esperienza personale o al vissuto e più facilmente si capisce. Non a caso, permettetemi una citazione alta, ma Gesù parlava per parabole, è la stessa identica cosa. Ed è fondamentale, se non abbiamo un episodio nostro da raccontare, citare qualcun altro, provare a riportare le parole di qualcun altro, per passare da una dimensione particolare, quella del vissuto di uno, a quella universale del vissuto di molti. Cosa abbiamo fatto quindi con i nostri Andrea e Valentina durante queste 2 settimane? Una cosa davvero molto ambiziosa per farla in un tempo così, diciamo pure breve, sempre ovviamente intervallato dai doveri scolastici di entrambi. La cosa principale è stata selezionare l'idea e focalizzare l'obiettivo di cosa voglio parlare. Poi abbiamo scritto un testo, doveva essere un testo efficace, quindi con una certa struttura e una certa lunghezza. E poi è arrivata quella fase, che è la fase principale identificata nel public speaking, che è quella di una maggior, se vogliamo, teatralità, cioè elevare la capacità oratoria. L'ultima fase, la quarta, è meno sfidante per loro, cioè realizzare un manufatto, un video in questo caso, che rappresentasse quest'idea in maniera però molto più costruita e molto più esaustiva, con quello che si chiama tone of voice, cioè le caratteristiche personali di ciascuno. Vi dico molto velocemente che l'idea deve rispondere ad una domanda: qual è l'essenza del messaggio che voglio comunicare e quale dono voglio portare al pubblico? Qui si capisce proprio l'aspetto di relazione che c'è nel costruire un testo, il quale deve essere suddiviso tendenzialmente, almeno per quello che è, diciamo, una formula strategica che funziona, in tre parti. Un incipit rivolto all'attrazione dell'attenzione del pubblico, il corpo, che invece è la trattazione del tema, e il finale, dove io dichiaro il mio obiettivo e faccio una chiamata alle armi al pubblico, quando chiedo anche a loro di venire sulla mia, sostanzialmente. Riguardo la capacità oratoria, una cosa fondamentale è applicare sì delle tecniche teatrali che aiutino, ad esempio, nell'espressività o nell'usare le pause correttamente, nell'usare la voce, ma soprattutto deve essere mixata con la spontaneità. Questo distingue il lavoro di un attore da quello di chi fa public speaking. Chi sostanzialmente parla al pubblico deve sempre mantenere una sua cifra caratteristica. E la presentazione, questo è molto carino da sapere perché non richiede uno studio a memoria, esattamente come dicono gli insegnanti in classe, no? Che non bisogna imparare a memoria la cantilena della lezione, ma bisogna estrapolare poi dal testo che si è scritto una sorta di scaletta
di nessi logici e narrativi, un qualche cosa che semplifichi la comprensione agli altri e che permetta a me di ricordare il testo anche se non ce l'ho sotto mano. Lo vedremo un pochino meglio adesso però parlando con i nostri speaker. Allora, vogliamo conoscere Andrea e Valentina? Andrea e Valentina, potete sbloccare il vostro volume? Ciao, Ecco, Andrea, buongiorno, ciao, come stai? bene, bene, un po' ansioso. Un po' in ansia per per questa diretta. Valentina, tu ci sei? Forse riusciamo a sentirti e anche a vederti, magari se riesci a abilitare lo schermo. Io intanto chiacchiero un attimo con Andrea che ci racconta qualcosa di sé. Dove sei? Raccontaci un po'. Ora sono nella mia scuola, l'ITET Girardi. Qui frequento il corso quadriennale di relazione internazionale per il marketing, quindi studio 3 lingue, più economia e relazioni internazionali. Ho 16 anni e vivo a Tezze sul Brenta. E senti, e tu sei partito dal volerci comunicare una cosa abbastanza particolare, no? Tu hai un grande amore, poi abbiamo scoperto che ne hai due in realtà, però non anticipiamo troppo del nostro video finale. Dici qualcosa in realtà di come è partita la tua volontà di candidarti per per questo progetto. All'inizio sinceramente ero un po' titubante, però alla fine una mia professoressa mi ha dato coraggio e alla fine ho deciso di mettermi in gioco, Mm. perché credo che sia anche un'ottima opportunità per aumentare il mio livello di public speaking e alla fine credo che ne sia valsa la pena. Ti sei divertito anche? Sì, è stato anche divertente, soprattutto magari registrare il video, Certo. magari poi ho sbagliato anche tante volte a parlare, quindi è stato proprio divertente. È stata una tortura piacevole, diciamo così. Senti, ma parlando sempre della fase iniziale, di quando hai deciso di superare un pochino questo blocco che avevi del dire ma sono titubante, no? Che cos'è che ti ha convinto a partecipare poi alla fine? Ma alla fine l'opportunità in sé era molto interessante, l'unico dubbio era magari il tempo che mi portava via, ma alla fine Certo. non l'ho vissuto come magari un compito, come un lavoro, ma magari anche tipo è stato più come un hobby alla fine, perché è stato divertente comunque fare questo percorso. Allora, senti, se Giada dalla regia ci lancia il video con cui tu ti sei candidato al progetto, mi piacerebbe far vedere innanzitutto quello e poi facciamo una chiacchierata per vedere da dove è ripartito. Spegniamo tutti i Ciao, nostri... mi candido. Il mio argomento sarà il mondo delle sneakers. Partirò dalle semplici sneakers di Nike e Adidas per poi passare a delle sneakers più ricercate come le Jordan 1 o sneakers in collaborazione con personaggi famosi. Eccolo un esempio, le Easy Israel. Queste nascono da una collaborazione tra il rapper americano Kanye West e il brand di Adidas, fino a passare a modelli unici nel loro genere e soprattutto costosissimi come le Jordan 1 per Dior, fino alle Jordan 1 Retro Hike per Chicago, che furono le più iconiche scarpe di Nike in collaborazione con Michael Jordan. Eccoci qui di nuovo in diretta, Andrea. Ma questo è il video con cui ci hai conquistati, vero? Sì, sì. Senti, nonostante avesse delle caratteristiche un po' particolari, era quasi quasi un video pubblicitario, diciamo così, no? Sì, Perché, all'inizio sì. ok, all'inizio sì. E effettivamente c'è una cosa che a me aveva colpito molto, che era però la tua volontà di creare una sorta di regia, perché c'erano dei tagli, c'era uno sviluppo, no? Di un Sì, testo. sì. Poi c'era questa interruzione finale un po' così che uno ci restava un attimo e diciamo, ma insomma, allora riprendiamo questo video e proviamo a lavorarci di nuovo insieme a Andrea. Hai voglia di raccontare tu da dove siamo partiti poi io e te nel cercare di
creare un'idea più sostanziosa, diciamo così, che fosse più tua forse, meno pubblicitaria, però che riguardasse sempre le sneakers. Siamo partiti da questo video, quindi dalla mia passione per le sneakers, per poi creare una sorta di discorso da dire al pubblico, da trarne un insegnamento e alla fine, studiando magari questo video e cercando delle idee, siamo riusciti a trovare vari insegnamenti che possono interessare sia ai giovani ma anche agli adulti. E tutto questo collegato non solo al mondo delle sneakers, magari anche, anche allo sport. Io ho trattato particolarmente il calcio perché è lo sport che pratico ed è anche il mio preferito. Certo, ed effettivamente noi abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile a qualche cosa che fosse un po' più tuo, perché una cosa è vestire un oggetto, quali sono le scarpe, e un altro è in qualche modo esserci dentro, no? Quelle scarpe, camminare con esse e portare in giro la propria persona con quelle scarpe. E noi abbiamo provato a capire che cosa succedeva se te le toglievi. Chi era Sì. Andrea con e chi era senza. Vuoi dirci solo una cosa piccola? Vediamo se riusciamo a non anticipare troppo, ma a incuriosire, che anche questa è una cosa tipica del public speaking, eh? Alla fine questa cosa mi ha insegnato a capirmi, quindi a capire chi sono io con le sneakers, chi sono io senza sneakers, se sono la stessa persona o magari sono una persona diversa. Perfetto. E il percorso che abbiamo fatto è partito dal cercare appunto un'idea, e adesso la faremo vedere. Poi abbiamo scritto un testo. Com'è andata la fase di scrittura, secondo te? La frase di scrittura è stata molto interessante, devo dire che ho riflettuto molto su me stesso e diciamo che ora mi conosco di più di prima perché ho riflettuto su di me, su quello che faccio ed è stato interessante ma allo stesso tempo divertente. E senti, il fatto di lavorare in realtà non proprio da solo perché eravamo insieme, no? Un po' Sì, io sì. che facevo un pochino da guida, però oggettivamente il testo l'hai buttato giù tu, cioè è stata una tua creazione. Ti era mai capitato di trovarti a scrivere un testo su di te per raccontarti a qualcun altro? Sinceramente no, perché faccio fatica, magari ho paura del giudizio dell'altra persona, quindi preferisco stare nel mio e quindi Ok. lasciare semplicemente il primo impatto. Beh, devo dire che però per essere partito così e oggi sei scioltissimo, sei davvero bravo, bravo, bravo. Allora, se Grazie. sei d'accordo, Andrea, io farei ancora due chiacchiere con te dopo, ma intanto vorrei far vedere a tutti il video finale. Va E bene. lo ricordiamo, Andrea ha realizzato da solo, completamente, e anzi su questo ti farei dire qualcosina, perché ha dovuto attivare delle abilità che fino a quel momento non aveva con dei programmi e dei device che non aveva mai usato. Ci racconti un po' com'è andata questa fase? Diciamo all'inizio è stato un po' complicato perché registrare un video non l'avevo mai fatto io. Magari avevo visto qualcuno farlo, ma alla fine sembra semplice, ma è più complicato anche magari montarlo, metterci degli effetti particolari. E questo ha aumentato magari le mie capacità tecnologiche e quindi ho tratto un insegnamento importante alla fine che mi servirà anche a scuola e in futuro durante il mondo del lavoro. Bravissimo, bene. Allora, senti, noi silenziamo i nostri audio, tutti e due, e io faccio partire il video e poi ci rivediamo qua. Ciao, mi chiamo Andrea e ho due grandi passioni, il calcio e le sneakers. In campo uso un paio di scarpe coi tacchetti o in plastica o in ferro, perché senza quelle non si può giocare. Fuori dal campo uso solo sneakers, mi piacciono per il loro design e perché in un certo senso mi fanno da armatura. Da un certo punto di vista mi fanno sentire più importante. Le scarpe da calcio sono innovative per i materiali.
e vengono prodotte in base al ruolo del giocatore e alle sue abilità, quindi è la scarpa che si adatta a te. Le scarpe con la suola in gomma, le famose sneakers, dall'arabo inglese to sneak che significa muoversi silenziosamente, sono diventate le scarpe da ginnastica per eccellenza. Ma soprattutto oggi sono scarpe alla moda, perché ti definiscono. Quando le indossi sei tu che ti adatti a loro. Tra le mie scarpe preferite ci sono le Air Jordan, legate alla figura del campione di basket Michael Jordan. Tra queste troviamo le Air Jordan dell'85. Io le adoro perché sono state le prime. Sono tra le scarpe più iconiche al mondo, sia per gli appassionati di basket e non solo. Poi troviamo le Air Jordan 5 del 99. Mi piacciono molto per il loro design e perché si ispirano alle scarpe indossate da Martin McFly in Ritorno al futuro 2. Oggi sono al centro dell'hype in seguito a numerose collaborazioni. Poi troviamo le Air Jordan 13 Retro Flint del 2020. Mi piacciono molto perché si ispirano al documentario The Last Dance di Michael Jordan e guarda caso sono nate proprio il giorno del mio compleanno. Le scarpe da calcio sono innovative per i materiali e vengono prodotte in base al ruolo del giocatore e alle sue abilità, quindi è la scarpa che si adatta a te. Le sneakers sono un motivo d'orgoglio per noi giovani. Spesso il nome del testimonial che dà origine alla scarpa è più importante della scarpa stessa. E il boom di brand come Jordan o Easy è stato assurdo. La loro forza sta anche nel farti sentire come il tuo eroe, farti sentire come Michael Jordan per esempio. Le sneakers diventano così un simbolo per unire le persone e per relazionarsi con gli altri. Ma chi questo non ce l'ha rimane escluso. A calcio, gioco terzino destro con gli allievi regionali Under 17 dell'SD Cartigliano. Il mio ruolo non è considerato come quello di un portiere o di un attaccante, ma la squadra che ho è fantastica. I miei compagni mi fanno sentire importante anche se non sono fuori classe. In centro città ai giovani piace vestirsi bene, magari nascondendo la propria personalità. Spesso conta come appari e non come sei. A volte capita che vedi passare un ragazzo con delle scarpe super o molto costose e pensi che vorresti frequentarlo e magari nemmeno lo conosci. A volte quello che guardi è solo il prezzo, ma chi questo oggetto non lo vuole o non lo può avere, che sentimento prova? In campo ho imparato a rispettare tutti, nonostante abbia fatto spesso fatica in passato ad avere buoni rapporti con arbitro e avversari. Ora ho capito che quel perimetro è una libertà. Lì non penso a nulla, mi sento libero da tutto e da tutti. I miei compagni mi reputano come una parte fondamentale di loro, mi accettano nonostante gli errori, mi aiutano a migliorarmi, mi incoraggiano e non mi giudicano. La passione per questo sport ci unisce. Fuori dal campo faccio fatica a rapportarmi con le altre persone, sono molto diffidente e insicuro e ho paura del giudizio degli altri. Con le mie sneakers e il mio outfit mi sento parte di loro e va meglio. Ma poi penso, e se me le tolgo, se mi tolgo la mia armatura, perché per avere popolarità contano i soldi? La forza non sta in ciò che indossiamo, ma in ciò che siamo. In campo conta il rapporto che hai con la tua squadra e il tuo mister. Ricordati che non sei nessuno se non hai una squadra pronta a sostenerti. La qualità di gioco non conta se prima non c'è la fiducia. In partita l'importante non è solo fare gol, ma è quanto ti sacrifichi per la tua squadra. E i tuoi compagni non ti volteranno mai le spalle se in quel campo dai tutta l'anima. In campo servono tutti, non esiste l'inferiorità. Fuori dal campo vorrei sfondare sul business delle sneakers, quindi lavorare con mio fratello. Ci tengo a lui e vorrei che facesse ciò che gli piace fare. E diciamocelo, in famiglia è lui il vero esperto di sneakers. Io vorrei giocare per Milano, Juventus o Barcellona, farlo come lavoro, non per fama o per soldi, ma per mio nonno. Era un grande appassionato di calcio e credo che sarebbe stato orgoglioso di vedermi alla TV a giocare tra i più grandi. Nella mia vita ho sbagliato più di 9.000 tiri, ho perso più di 300 partite, i miei compagni mi hanno affidato 26 volte il pallone della vittoria e ho sbagliato. Ho sbagliato molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. A dirlo non sono né io né Dybala, che è il mio campione di calcio preferito, ma bensì Michael Jordan. Questo significa che i valori di uno sport si tramandano anche nell'altro, ma soprattutto li troviamo anche fuori dal campo. Nella tua cerchia di amici conteranno sempre la lealtà, la fedeltà, com'è il tuo carattere e come ti comporti. Non importa se vesti con vestiti di marca o con i vestiti del mercato. Quello
che conta è come non importa se cadi, ma se ti rialzi. E se a tirarti su ci sono le persone a cui vuoi bene, qualsiasi tipo di scarpa indossi. Grazie. Eccoci tornati, Andrea. Non ti possiamo fare l'applauso, ma siamo in pochi qui, ma noi te lo facciamo tutti, eh. Grazie. In particolare io e Barbara, le persone che hanno seguito insieme a me questo percorso in queste 2 settimane, perché c'è da dire una cosa, che veramente tu hai fatto un altro video anche prima di questo, dove le cose erano un pochino diverse, perché c'era proprio un atteggiamento tuo diverso. Io ho visto veramente una crescita incredibile dalla prima versione di questo video finale all'ultima. A parte che sei un esperto incredibile di sneakers e se mai avrò bisogno al mondo di un consiglio chiamerò te. Va bene. Hai una grande competenza. Però tu hai dato un titolo che è molto interessante a questo video e vorrei che ce lo raccontassi. L'autenticità non è un brand. L'autenticità non è un brand. E che cosa significa esattamente per te questo? Cosa vuol dire legato al tema che hai poi alla fine trattato nel video, che è molto diverso da quello iniziale? Che non siamo unici perché indossiamo un paio di scarpe diverse o che costano chissà che cosa, ma perché noi siamo così, cioè dobbiamo guardare quello che siamo, non alla fine quello che indossiamo. Senti Andrea, in generale questo tipo di corso ha messo molto, come dire, ha messo un pochino le mani, ha scavato un pochino dentro di te e ha messo in discussione alcuni aspetti del carattere. Vuoi dirci quali? La mia difficoltà a rapportarmi con le persone, visto che sono molto insicuro di me stesso, quindi alla fine nella vita di tutti i giorni faccio fatica magari a conoscere persone nuove e alla fine rimango sempre con i miei amici. Quindi pensi che questo ti possa aprire un pochino. Sì, secondo me, cioè, mi sento già più sicuro di me stesso e più consapevole che, cioè, posso farcela alla fine a fare quello che voglio fare. Sì, perché è vero, hai fatto tutto da solo questo video, sei stato molto molto bravo, davvero. Ma senti, secondo te questo tipo di percorso potrebbe essere importante anche per dei tuoi compagni di scuola per affrontare le stesse difficoltà o altre? Sì, secondo me sì, perché oltre a farti crescere sul piano del public speaking, ti fanno conoscere a fondo e cioè, ti fanno migliorare sugli aspetti magari hai difficoltà e ti rendono comunque non una persona migliore, ma una persona che ha più competenze di prima. Certo, assolutamente. Senti Andrea, vogliamo vedere se Valentina ci ha raggiunti e fare una chiacchierata anche con lei? C'è Valentina anche solo in audio? Sta arrivando, mi dicono. Bene, sta arrivando. Allora, senti, io chiedo, tortura un altro po' di nuovo te, ma vedo che comunque ti stai prendendo gusto, con questo parlare in pubblico. Senti, eccola, la sento, la vediamo. Brava Valentina, Buongiorno, non so se mi grazie di sentite. essere qui. Ti sentiamo Ho molto bene e siamo felici che. sempre visto. Non preoccuparti, è il bello della diretta. Senti, allora, Sì. noi abbiamo fatto una chiacchierata con Andrea, però io adesso, visto che ci sei, approfitto di te per far vedere il video con cui ti sei candidata a questo percorso. Quindi pregherei Giada di mandarlo in condivisione. Noi togliamo il nostro audio, anche Andrea e Valentina. Buongiorno, sono Valentina Dell'Andrea, sono un'insegnante di economia aziendale alle superiori e noto un rilevante impegno da parte di numerose istituzioni a supportare i processi di formazione educativa e professionale con programmi e proposte variegate.
Dal mio punto di vista, per tutti gli interlocutori interessati, tali iniziative rappresentano opportunità di relazione, crescita, confronto e coinvolgimento nello sviluppo di ulteriori proposte. Infatti, dalla mia esperienza ritengo sia importante sfruttare le opportunità che si presentano. Ovviamente ci deve essere anche impegno alla ricerca attiva di tali opportunità, ma è da tali occasioni che possono essere create nuove proposte, incrementato il coinvolgimento del soggetto per spingere verso un circolo virtuoso. Un circolo virtuoso di iniziative che possono appagare i singoli, supportare l'attività delle istituzioni, introdurre innovazioni nelle aziende. Per questo vorrei raccontare la mia esperienza dello scorso anno. È iniziata con il progetto Si fa, la scuola innovativa Si fa spazio in azienda, e è proseguita con un'attività di docenza presso l'Istituto Luzzatti, in cui ho potuto proporre a una classe della terza professionale servizi commerciali un programma di imprese in azione, un programma che è un programma di PCTO, quindi un percorso di competenze trasversali e di orientamento. Il progetto è riuscito a implementare un dialogo positivo con diversi attori, studenti, insegnanti e diversi anche attori della comunità locale, inclusi esperti professionisti e organizzazioni no profit. Infatti il progetto è stato in collaborazione con JA Achievement e abbiamo partecipato a una competizione territoriale nella quale abbiamo ottenuto anche un riconoscimento come una delle migliori imprese, mini imprese, perché si trattava di creare una mini impresa, un progetto imprenditoriale. Se avrò modo di poter raccontare la mia esperienza, io sarei molto felice e per questo vi ringrazio. Un saluto, Valentina. Eccoci, grazie Valentina. Il tuo video di candidatura abbiamo appena visto. Io vorrei andare subito al sodo con te perché abbiamo visto qual era la tua passione, quello che ci ha coinvolti più di tutto e il motivo per cui abbiamo scelto il tuo video rispetto a tanti altri che sono arrivati come candidati, diciamo, per questo progetto, è stata proprio la passione che emergeva, no? dal tuo video, l'urgenza di formazione. Tu parlavi in particolare di un episodio personale, nel senso di una tua esperienza durante un corso di formazione. Noi abbiamo sviluppato un po' quella parte e abbiamo fatto in modo che tu non leggessi più il testo, giusto? E siamo partiti da una cosa che è alle tue spalle. Eh sì, E una così- mappa. Esatto. Per raccontare che cos'è. Una bella immagine. Bravissima. Vuoi dire tu il titolo del video che adesso lancio? Una mappa per crescere. Esatto. Allora ci tacciamo nuovamente, faccio vedere il video finale di Valentina che lei ha realizzato nella location che vedete, però con una certa, diciamo, differenza rispetto a quello di prima. Buongiorno. Avete mai provato a scrivere il vostro curriculum vitae? La mia prima esperienza non è stata semplice. In fin dei conti il curriculum è un vero e proprio bilancio della nostra vita fino a un certo momento. Però man mano che scrivevo le informazioni emergevano con maggior nitidezza, proprio come unire i puntini di una mappa. Insegno economia aziendale in un istituto tecnico di Venezia. Ho avuto l'idea una volta di proporre ai miei studenti di scrivere il curriculum nell'ambito del programma di alternanza scuola-lavoro. Ho messo alcuni studenti in difficoltà. Il foglio bianco addirittura sembrava demotivarli. Ricordo in particolare uno studente che mi ha detto: io non sono brava a scuola, non so cosa scrivere. Ho provato a sciogliere un po' il ghiaccio e gli ho chiesto: e fuori dalla scuola? Come impieghi il tuo tempo libero? Sono riuscita a farmi raccontare che si incontrava con gli amici alla domenica a fare motocross e è riuscito a produrre qualcosa. Però questa esperienza mi ha reso perplessa.
Come fanno alcuni studenti, alcuni ragazzi a 17 anni a non vedere nulla di significativo da scrivere nel proprio curriculum? Forse cercano un atto compiuto, un diploma, una certificazione e trascurano completamente il percorso e il processo che li porta a raggiungere determinati obiettivi. Allora mi sono chiesta che cosa fosse per loro il voto. Nei momenti di verifica, le domande che mi sento porre più spesso sono quante domande devo rispondere per avere la sufficienza? Quanti punti vale ciascuna domanda? E si trascura completamente che è la qualità della risposta che conta. Le prove di verifica sono momenti dedicati a rielaborare i concetti studiati per esprimerli correttamente, a risolvere problemi con coerenza e a gestire i tempi. In questo modo il voto non è un giudizio sulla persona e neanche sulle conoscenze possedute da uno studente, ma sulla capacità di gestione delle conoscenze. Un altro aspetto del voto è che permette l'autovalutazione, un momento in cui gli studenti possono autocorreggersi e pensare potevo fare meglio e sono in grado di fare meglio. Infatti un voto può essere recuperato, anzi deve essere recuperato perché tutti ne hanno le potenzialità. Ma il percorso di crescita di un ragazzo è determinato esclusivamente sui risultati scolastici? Io credo di no. Io credo che ci siano molti aspetti della vita degli studenti che contribuiscono a creare sinergie e ci sono competenze di ogni tipo che possono essere acquisite. Parlo dell'autoconsapevolezza, della capacità di esprimere la propria opinione nel rispetto delle idee altrui, del rispetto delle regole, della creatività e della gestione delle emozioni. In pratica, quelle che nella didattica sono chiamate competenze trasversali, che sono spendibili non solo nei contesti formali come scuola e lavoro, ma anche in altri ambiti, come un ambiente sportivo o un gruppo dei pari. Colleghi, io credo che queste cose le avete sentite nei vostri corsi di aggiornamento. Io ne seguo molti perché ci tengo a tenermi aggiornata e a avere sempre nuovi stimoli sull'attualità. Vorrete sapere come è andata a finire la storia del ragazzo di motocross. Abbiamo analizzato la sua attività nel tempo libero e è emerso che sapeva fare una cosa che non tutti sanno fare. Infatti aveva competenze e conoscenze tecniche sulle moto e sapeva gestire i contesti in cui proporre le attività e i momenti di incontro con i suoi amici. In pratica sapeva organizzare degli eventi. Questo gli ha portato a scrivere il suo curriculum con delle competenze importanti e inoltre l'ha motivato a partecipare attivamente a alcuni progetti di lavoro a scuola e è riuscita a contribuire apportando le proprie conoscenze informatiche, elettroniche e meccaniche. Ma se il curriculum vitae è una linea di demarcazione tra il passato e il futuro, c'è il rischio che se uno studente vede il voto dietro lo vede anche davanti. Ecco, no, questo noi non possiamo permetterlo. Noi dobbiamo far percepire agli studenti che hanno già una bozza di una mappa delineata. Allora vi chiedo, ragazzi, provate a scrivere il vostro curriculum e scoprirete che avete già una vostra bozza di una mappa. Una mappa per la quale potrete aprire confini e scoprire nuovi orizzonti e che vi permetterà di fare le vostre scelte per definire il vostro futuro. Cari colleghi, provate a far scrivere il curriculum ai vostri studenti e avrete la possibilità di relazionarvi con loro e scoprire aspetti che permettano di trascrivere poi la loro mappa.
Inoltre ritengo che avrete voglia anche di riscrivere il vostro per riscoprirvi. Grazie. Eccoci di nuovo in diretta, Valentina, ma complimenti, che meraviglia questo video. Senti, Grazie. abbiamo ancora pochissimi minuti e vorrei approfittare di te, visto che non riuscivamo a inserirti nella call prima, per sapere, secondo te, quali abilità, visto che sei una persona che frequenta molti corsi di aggiornamento, sono state attivate in te come docente e come persona, e se questo può essere utile anche per altri docenti, secondo te. Allora, io ritengo che appunto le tecniche del public speaking siano interessanti e utili. Infatti, sono stata contenta di intraprendere questa iniziativa proprio per anche avere un po' di conoscenze in più che mi mancavano. Quindi sono sicura che del public speaking noi abbiamo visto anche una parte solo limitata e ce ne sarebbe da conoscere anche in modo molto molto più ampio. Però anche ho visto il poco che ho riuscito, prima ho tentato di connettermi, ho visto che hai fatto la presentazione, quindi dei punti della struttura dell'incipit, del corpo e della conclusione, e secondo me appunto strutturare così un discorso può essere funzionale anche a una attività didattica, quindi a una lezione, e anche perché permette di collegare aspetti personali, quindi abbiamo collegato esperienze concrete con invece aspetti formali, come può essere una parte un po' più teorica. Quindi io sinceramente sì, lo ritengo anche utile anche per non solo proprio per presentare delle attività, sì, per presentare degli argomenti, ma proprio può essere interessante, anche Ok. stimolante da ascoltare. Quindi in realtà mi stai dicendo che può essere utile sia per preparare le lezioni in maniera innovativa, visto che stiamo parlando di skills che devono abilitare negli insegnanti proprio un metodo didattico innovativo, ma anche personali, no? Perché abbiamo detto che a te l'intraprendenza non manca, però qui ci è voluta per forza, perché ti sei dovuta inventare un modo per farti un video come si deve, diciamo così, un approccio molto manageriale, perché la gestione dei tempi, la gestione dell'argomento, la strategia è una gestione manageriale sostanzialmente, e anche la creatività, perché no? Riuscire ad apportare qualcosa di nuovo al programma, potrebbe essere anche questa una chiave di lettura. Così come per quanto riguarda ad esempio gli studenti, innescare un sistema di responsabilizzazione nella preparazione dei compiti a casa. Ecco, il pensiero critico, queste sono tutte, diciamo, delle parole chiave che io in questi 15 giorni ho isolato e che vorrei insomma chiedervi se condividete tu e Andrea, ovviamente, per la vostra esperienza fino qui. Io sono d'accordo. Andrea, anche secondo te? Sicuramente. Mi viene in mente qualcos'altro, perché io poi devo dire una cosa, che siete stati veramente meravigliosi tutti e due, tutti e quattro, anche gli speaker che vedremo oggi pomeriggio, e ciascuno di voi è partito da una caratteristica personale, da una caratteristica a volte di forza, a volte di fragilità, perché chiaramente ci chiedeva il pubblico poco fa se queste tecniche si possono applicare indifferentemente a studenti e insegnanti. Io dico di sì, con una però accortezza di stare molto molto attenti a chi sono le persone e lavorare sui loro punti di forza e i loro punti di crescita. Noi siamo arrivati alla conclusione di questi 45 minuti, per cui io vorrei innanzitutto ringraziare davvero dal cuore Valentina e Andrea, perché mi hanno dato tantissimo, come sempre succede nei percorsi di formazione si cresce in due. Ringrazio il dottor Altrettanto. Romano. Altrettanto, sì, è vero. Ringrazio Barbara, Elisabetta, Alessandro, tutto lo staff di Veneto in Azione e la Regione Veneto, che veramente ci ha dato modo di vivere 15 giorni molto molto intensi, molto belli. E Barbara, vuoi dire qualcosa per salutare? Abbiamo penso un minutino. Un saluto anche da parte nostra, è stata una bellissima esperienza e ci sentiremo in un altro momento. Vi abbiamo lasciato una mail nella chat, se volete scriverci qualche domanda risponderemo nei prossimi giorni. Ciao a tutti. Grazie, grazie anche alla regia Giada, a tutti quanti. Presto.